Benvenuti su Yuppal Tubo e o la Rina Discovergi un'eccellenza architettonica dal nostri territori. Malino Lignan? Orpo Francesco, c'è mutato fate a indovinare. Non sei mai stato a Salemo, no mo? Olina Riviodi, proprio della struttura spirale di Lignano Pineta. Che par furlan si dei spinede. Proprio te come la Rin a fa la famosa chiocciole di Pinede. E io ti fasarai un po' di compagnie con la storia, diciamo, che l'architetto Marcello D'Olivo alle ha ideate. Fantastico! Fabio, hast tu notato che la Pinede ha una forma di CAI? È proprio così che Marcello D'Olivo ha l'idea dal 1952. Perché quando tu entri in questa spirale, tu hai sempre il verde nato. E il rispetto natura è importante. E in che progetto si vede? Allora, non la rai sicura che vale? O metto una robuta qui, un'altra lì, e il verde resta protagonista. Le fie dall'alta le città biel, al semè una delle linee misteriose di Nazca. Questa c'è molta Lena Sud che progetto. Sì, o sai che la società Lignano Pineta aveva bandito un concorso dai primi ai 50 per dar l'usri al villaggio per vacanze che aveva voglia di creare. E proprio l'architetto D'Olivo aveva vinto questo concorso con la spirale, che anche Mauè è uno dei simboli della località. Marcello D'Olivo si era ispirata alle famose sessioni auree, che par sicuro tu varrà sveduta a scuole dai libri di matematica o di arte. Sicuro, ma come non mi viene in mente che è? E è una spirale che può inchiatare in tanti forme in natura, animali, rosis. Bello che torna col tema delle nature. Di fatto la spirale che accompagna la volta dal tilimento va finito dentro finta al cur de Pinede. Just. E poi la viabilità era stata pensata come un tronco di arbol, o c'è di dove partisse in varie ramificazioni fino ad arrivare alle rosi o alle spomis, che in questo caso sarebbero le schiasis. Pensate proprio te ben. Chi disore dal chill al tire aiar, parchiste alle sues o giuntarai una fie dal genar. Ora che ci faccio caso, sembra un po' la Florida che ci propongono nei film, questa chiocciola. C'è che tu mi hai fatto venire al chiave. Hemingway l'aveva chiamata proprio così quando è stata viodile, la Florida d'Italia. Al posso che vedi scritta anche intanto che eri lì. Scritto non sai, ma lì era venuto di questo per conoscere l'architetto, perché era restato cantesemato di questo progetto urbanistico. Fabio, ma c'è bel lavoro che tu hai fatto, sembra proprio un CAI vero. Guarda bon, grazie. Pensa ci può che ti denato un CAI così grande. Chissà se anche D'Olivo, magari dal Sium, alla pensata che Sky Random. Fantastico! Fracaite il CAI? No, scusate, il Polear. E iscriveisi al canale.